Sufficiente poco più di un quarto d'ora alle ragazze del Bardolino Verona per spegnere gli ardori del Toro e chiudere la gara in proprio favore. L'obiettivo di Boni e compagne era quello di ottenere con il minimo sforzo i 3 punti per concentrarsi poi sull'imminente gara di Champion del Bentegodi. Obiettivo centrato con fin troppa facilità dalla truppa di Longega, che passa in vantaggio al secondo affondo. Melania Gabbiadini, al rientro dopo l'infortunio, viene servita da Tuttino e trafigge la numero 1 Granata Serafino. Il Torino accusa il colpo ed appena 4 minuti più tardi subisce il raddoppio veronese. Azione partita da Sorvillo che lancia Dadda, cross per Pagliotti che di testa prolunga a smarcare Gabbiadini. La prima conclusione al volo dell'attaccante bergamasca si stampa sull'incrocio, ma la Speedy Gonzales riprende e insacca il gol della doppietta personale. Il Bardolino Verona controlla a piacimento la gara e si rende pericoloso in un paio di occasioni con Patrizia Panico. L'attaccante romana, prima dello scadere del tempo, centra la rete del 3-0, incornando alla perfezione sotto la traversa il pallone crossato da Giorgia Motta. Nell'intervallo, mister Longega lascia negli spogliatoi Brunozzi e Tuttino, sostituite da Picarelli e Girelli. Il monologo giallo-blu non cambia nella ripresa, con la quarta rete veronese che arriva ad appena 35 secondi dal fischio d'inizio. La neoentrata Girelli tenta la conclusione da fuori area. La sfera respinta dal portiere Granata viene ripresa da Pagliotti che ribadisce in rete. Valentina Boni delizia il pubblico con numeri di alta classe. La piccola fantasista veronese prima tenta di battere il portiere locale con una conclusione acrobatica, poi con un pallonetto toccato in angolo da Serafino. Al terzo tentativo la numero 10 riesce a scrivere il proprio nome sul tabellino della partita. Delizioso il pallonetto che batte Serafino e fissa il risultato finale sul 5-0. Archiviata senza difficoltà la pratica Torino, ora le giallo-blu possono concentrarsi sulla gara di Champion del Bentegodi. Giovedì con l'Olympique Lyonnaise sarà sicuramente un'altra musica, servirà una prova superlativa di tutto il collettivo veronese per raffrontare ad armi pari la corazzata multinazionale francese. A me è piaciuta molto la prestazione delle mie ragazze, al di là del risultato, al di là della vittoria. Questo mi fa ben sperare sia per il proseguo del campionato che per la partita con la Champions. Ho visto veramente un buon Bardolino che non vedevo da parecchio siamo tempo. riusciti a imporre il nostro gioco, non ci siamo adattate magari a un gioco un po' più lento che poteva fare il Torino, siamo riusciti a far girare palla, sono venuti i gol. Ecco, qualità, hai grande qualità, velocità hai dimostrato. E quindi sono le tue peculiarità migliori queste? Beh, io sono venuta a Bardolino per crescere, sto lavorando seriamente solo per migliorare. Ma è una prestazione che inviterà il tecnico, voglio dire, una maglia da titolare per l'incontro di giovedì sera? Ma la formazione che scenderà per la partita di Champions la deciderà lui, vedrà lui chi far giocare. Io come tutte le mie compagne siamo pronte, daremo il meglio.